uno, il progetto di smantellamento dei binari e dei deviatori della stazione di Comiso non è stato mai cancellato, ma è stato soltanto sospeso in seguito ai vari interventi cominciati con quella sera di un anno e mezzo fa, quando abbiamo impedito al cantiere di agire. Però non è stato mai cancellato. Noi sappiamo che è imminente l'arrivo di un nuovo cantiere, questa volta molto potente tra l'altro, che in poche ore eliminerà il problema, smonterà tutto. Per cui quello che vogliamo sottolineare è l'importanza di non affrontare questa questione con un atteggiamento difensivo. Cioè noi non possiamo ogni volta arrivare all'ultimo, quando questi signori vengono qua, e cercare di bloccare. Noi dobbiamo avere la serenità e la certezza che il progetto venga cancellato a monte e contemporaneamente si cominciano a stilare dei progetti per rilanciare questo impianto, che è non solo la stazione più vicina all'aeroporto, ma è comunque la stazione di una cittadina di 30.000 abitanti, che ha una sua vita, il suo turismo, il suo pendolarismo, che chiaramente si è ridimensionato rispetto al vettore ferroviario, perché tutta la questione ferroviaria ovunque è cancellata e occultata, e ci si ricorda che esistono le ferrovie soltanto quando poi cadono i viadotti, succedono delle cose, allora si scopre che si poteva anche andare in ferrovia, come è successo sulla Palermo-Catania, addirittura in 2 ore da Catania a Palermo, mentre nell'abbandono generale i treni fino a un mese fa ci mettevano 5 ore e 40 da Catania a Palermo, perché era tutto completamente trascurato.